Buongiorno a tutti, sono Daniele Salvagno di Redoro Frantoi Veneti, un'azienda storica dal 1895 di famiglia, io ne sono il titolare insieme coi miei fratelli ed è dislocata nel cuore della Valpantena a Grezzana, sulle colline di Verona. L'azienda Redoro nasce da un semplice nome di famiglia, la regina e il nonno Isidoro. Regina Isidoro nasce Redoro, un'azienda storica dislocata all'interno di un contesto familiare, ma poi si è sviluppata un'azienda non solo artigianale, ma veramente di altissimo livello oleario. La nostra passione nasce veramente dalle radici della nostra famiglia. Ci hanno trasmesso sin da subito quanto è importante fare l'olio buono e farlo consumare sulle tavole dei nostri clienti importanti perché sanno apprezzare quello che è l'olio di qualità da abbinare alle pietanze. I capisaldi dell'azienda sono lealtà, coerenza e costanza e per fare l'olio buono ci vogliono veramente tutti e tre. È importantissimo raccogliere le olive, soprattutto trasformarle e soprattutto metterci passione e dedizione per ottenere un olio di altissima qualità. Ci vuole tanto impegno, tanto tempo e ricordatevi che da poche gocce di olio che si estrapola ce ne vogliono di olive per creare una bottiglia di olio e quindi ci vuole anche la costanza. La vera importanza dell'olio Redoro è che è frutto di un lavoro importantissimo dei nostri frantoi di proprietà. Noi abbiamo 3 frantoi dislocati nel Veronese, il più storico e più antico è l'antico frantoio di Mezzane, che abbiamo a Mezzane di sotto, dove lavora ancora col sistema della spremitura a freddo. Poi abbiamo un impianto tecnologicamente avanzato a Grezzana, dove è il cuore dell'azienda, ed è un impianto ipertecnologico, dove viene utilizzato esclusivamente l'uso dell'azoto e non viene il contatto con l'ossigeno per mantenere fragranti i profumi e gli aromi. E poi abbiamo una lavorazione anche sul Bardolino, col frantoio di Bardolino, dove andiamo a toccare l'eleganza dei conferitori per anche il Garda DOP. Il fatto di aver tanti produttori e tanti conferitori significa un valore inestimabile, perché riusciamo a selezionare il meglio delle produzioni. Non solo, ma riusciamo a metterli insieme come una grande musica, come un grande elisir di lunga vita. Ecco, il nostro olio è veramente un elisir, perché è frutto di profumi e aromi e gusto uniti insieme, come l'insieme di tutti questi grandi produttori che ci conferiscono le proprie olive e con amore e passione le portano al nostro frantoio. I 3 segreti di Redoro per fare l'olio buono sono le tempistiche, innanzitutto perché dal minor tempo che passa dalla raccolta dalla pianta all'arrivo in frantoio, migliore sarà la qualità dell'olio. E poi la seconda cosa è l'assenza di ossigeno in fase di lavorazione. Questo ci permette di non creare ossidazione al prodotto stesso. E la terza cosa è la conservazione. Siamo riusciti a fare un investimento interrato a temperatura controllata, al buio e al fresco. Questo ci permette di conservare il prodotto per un anno intero in maniera impeccabile, pronto per essere confezionato al momento dell'ordine. L'estrazione a freddo è un processo importantissimo ed è il modo per preservare aromi e gusto di un prodotto naturale come è l'olio extravergine, che è l'elemento più vicino al latte materno. Quindi noi non dobbiamo rovinare questo prodotto che ci dà madre natura, ma lo dobbiamo preservare. Per preservarlo dobbiamo tenere delle temperature bassissime. Per legge sarebbe sotto i 27 gradi di temperatura, ma noi arriviamo anche a lavorare a 15-18 gradi. Questo ci permette di andare a estrapolare poche produzioni ma di altissima qualità, con dei valori nutrizionali importanti all'interno. Noi abbiamo tantissime linee di produzione perché in funzione del palato e delle esigenze dei nostri clienti. Noi riusciamo a accontentare chi piace il biologico perché facciamo da sempre un biologico veramente tradizionale ed è molto anche facile fare biologico sui nostri territori perché siamo a nord Italia e quindi anche le temperature ci aiutano e anche il microclima legato al lago di Garda. Facciamo un 100% italiano che è meraviglioso, è l'apoteosi di quello che è gusto e sapore coniugato con dei profumi di carciofo, di erba, proprio come prendere l'oliva e assaggiarla e sentire il profumo dell'olio.
E poi andiamo a ottenere due denominazioni d'origine, che è il Garda DOP, dove viene toccato dal lago di Garda, e il Veneto Valpolicella, è l'area geografica dove, per eccellenza dell'Amarone, dove viene fatto anche il DOP Veneto. Per riconoscere un buon olio extravergine d'oliva ci dobbiamo rifare ai nostri sensi, e l'olfatto, la vista, il gusto, ma anche il tatto. Molto spesso quando assaggiamo un vino lo facciamo ruotare all'interno del bicchiere per vedere le linee di glicerina. Anche nell'olio ha una viscosità, con più è viscoso più è lavorato a freddo, vuol dire che preservare quella che è l'intensità del prodotto. Ma la seconda cosa, non guardiamolo come colore, perché il colore oggi, i riflessi possono anche ingannare, ma lo dobbiamo portare al naso. Noi dobbiamo sentire al naso il profumo fresco d'oliva. Qualsiasi altro sentore non va bene. L'olio d'oliva è uno dei prodotti più genuini, più naturali. Deve sapere di fresco di oliva, deve ricordare l'oliva fresca come appena mangiata. E poi il gusto. Il gusto deve esserci correlazione. Non posso sentire un prodotto profumato e poi non avere gusto, essere piatto. Deve richiamare quella che è l'intensità dei profumi. Quindi anche nell'equilibrio, negli oli anche più delicati, dobbiamo sentire il profumo fresco d'oliva e ricordarlo anche nel palato. E poi un piccolo segreto per assaggiarlo. Voi dovete mettere una goccia sulla lingua, ispirare all'interno di questa goccia all'interno del vostro palato e sentire veramente questa musica del palato. Si sentono veramente le note di fruttato, di fragranza, di fresco. Io sento nel nostro olio delle note di carciofo, delle note di muschio. Queste sono piccole note positive che mi danno la possibilità di avere un prodotto fresco, floreale, da abbinare al piatto senza andare a coprire i sapori del piatto stesso. Sì, è difficilissimo promuovere quello che è un olio, che per molti l'olio è una cosa generica, ma noi invece è l'essenza di vita. E quindi sin da subito, nel momento in cui siamo entrati nel mondo del lavoro, il mio papà, il Cavalier Mario, ha dato come input di creare la denominazione d'origine Veneto, e quindi mi ha fatto andare in giro per le campagne a certificare gli oliveti, a verificarne le qualità, le varietà, fino ad arrivare a creare la denominazione d'origine, che è Veneto Valpolicella, Colli Euganei e Verici, di cui poi sono stato anche il presidente fino a poco tempo fa, e questo è dare valore aggiunto a un territorio, voler dire non fare l'olio solo per un mero questione di ampliamento aziendale o di soddisfazione economica, ma per lasciare un valore inestimabile anche ai posteri, perché avere delle denominazioni sono fondamentali per un valore aggiunto nel tempo. E poi la vera importanza è quella di creare cultura. Noi come azienda facciamo tutti i giorni, quotidianamente, insegnamento e degustazioni. Questo serve per approcciare il più possibile il consumatore a una dieta sana e equilibrata. L'olio d'oliva è uno degli elementi nella piramide alimentare dove è il centrale, basilare, e questo è fondamentale perché diventa il perno fondante della nostra alimentazione e anche della nostra salute. L'olio è un antitumorale, è un antinfiammatorio naturale, e come tale naturalmente dà delle piccole dosi, ma se utilizzato quotidianamente ci aiuta a star bene, e quindi questo è indiscusso, è un bene prezioso. Naturalmente è un grasso di natura vegetale e quindi va utilizzato con una certa parsimonia, ma allora nel momento in cui devo utilizzare un olio è meglio utilizzarne poco e buono, ed è qui che vogliamo far passare questo concetto di cultura. Dobbiamo cercare di far coesistere quello che è un'economicità dei nostri produttori che raccolgono le olive direttamente dalla pianta, con un sacrificio immenso per produrre un olio di qualità, e allo stesso tempo il consumatore che deve essere gratificato
con questo riconoscimento che è utilizzare un olio di altissima qualità e certificato. Noi da sempre facciamo 100% italiano, non vogliamo assolutamente mischiarci con quello che possono essere miscele di oli comunitari o oli di altre provenienze. Facciamo questo e mi riallaccio alla coerenza e alla costanza. Sono sacrifici importantissimi, ma che poi il consumatore ci premia, perché vede nella bottiglia dell'olio Redoro e vede nel nostro sacrificio di Redoro un grande valore aggiunto sia per la sua salute, ma anche per il territorio in cui viviamo. Perché si dice olio nuovo e vin vecchio. Olio nuovo e vin vecchio. Questo è un detto popolare, ma che ricalca quello che è l'essenza della nostra natura. L'olio deve essere consumato nell'anno perché deve essere sempre fresco. Il vino maturato in botte migliora nel tempo e quindi da 2 anni. Quindi olio nuovo e vino vecchio. Questa è una delle credenze popolari, ma che invece rispecchia la vera realtà dell'alimento come è l'essenza dell'olio. Quindi olio sempre nuovo e fresco. E da Redoro Frantoi Veneti è tutto. Un carissimo saluto agli amici di Treviso Tiramisù e ricordatevi, chi non lavora non mangia.